Sesta corsa, una prova per ottimi soggetti di 5 anni e oltre, in 7 al via, 1 Beautiful Day, 2 Bip Bip MTT, 3 Brigitte Rock, 4 Vinicio, 5 Baltimora Trio, 6 Battosta, in seconda fila 7 Balboa Lux. Autostart che accelera. Si parte con il tentativo dall'esterno da parte di Brigitte Rock di andare a scavalcare Beautiful Day. Insiste Brigitte all'attacco di Beautiful, che però con l'ausilio della curva rientra all'avversaria e si installa al comando. In seconda posizione Bip Bip MTT a precedere Balboa Lux, mentre Brigitte Rock, rimasta allo scoperto, cerca un posto lungo la corda che non trova. 14,4 per il lancio, si muove dalla coda Battost, che risale il gruppo sul rallentamento, si porta allo scoperto dopo 400 metri di corsa, che Beautiful Day e Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata passano in 30. Beautiful Day che conduce, Battosta all'esterno, poi lungo la corda Bip Bip MTT, Brigitte Rock che voleva una schiena e l'ha trovata, quindi Balboa Lux lungo i birilli a precedere Baltimora Trio e Vinicio alla retroguardia. 45,8 per i 600 metri di corsa. Davanti alle tribune Beautiful Day al comando, Bip Bip nella sua scia, all'esterno sempre Battost, mezzo miglio se ne va via in 1 minuto e 8 decimi, con la leader che continua a passo tranquillo per la categoria, sempre seguita da Bip Bip MTT. Battost proteso all'esterno al chilometro in 1:16,4. Brigitte Rock in pariglia, chiude lo steccato Balboa Lux. Inizia ora ad accelerare in progressione Beautiful Day per scoraggiare eventuali tentativi esterni. 14,3 la dritta opposta alle tribune. Beautiful Day in vantaggio, Battost che persevera nell'attacco esterno. Poi Bip Bip MTT e Brigitte Rock. Ora fa sul serio Battost, che si proietta su Beautiful Day, che deve replicare. La piegata passata in 14,6. Beautiful Day in vantaggio, attacca Battost all'esterno che copre l'avversaria. Beautiful Day si difende, Battost insiste, Battost passa e vince nei confronti di Beautiful Day. Al terzo posto Bip Bip MTT. 1,59, 1,14 il ragguaglio cronometrico per il successo di Battost. Alessandro Muretti in salchi per il training di Gennaro Casillo e la scuderia Rosso Crociata. La mossa vincente a partire, andare di fuori a Beautiful Day a spesa zero, e la viene poi a dominare in maniera facile sul traguardo. Successo di Battost nel finale, lo riapprezziamo nelle immagini. Tutto percorso esterno, ottima la prestazione del figlio di Pascia Lest, interpretato ottimamente da Alessandro Muretti, presentato da Gennaro Casillo, di proprietà della scuderia Rosso Crociata.